Abbiamo presentato denuncia, l'ispezione e ovviamente chiarezza fino in fondo e tolleranza zero. Verifiche severe e rigorose, questa è la richiesta fatta dal governatore del Veneto Luca Zaia al team di ispettori incaricati per eseguire un'indagine amministrativa interna sullo scandalo che ha travolto 2 medici padovani dell'azienda ospedaliera. Il mandato è stato assegnato al servizio ispettivo dell'azienda sanitaria Zero. Gli ispettori regionali saranno un dirigente medico, un dirigente esperto in organizzazione e gestione delle liste d'attesa, un esperto amministrativo di contrattualistica del lavoro. La preoccupazione è proprio il fatto che la sanità del Veneto è una sanità molto importante, una sanità che ha sicuramente dei primati che tutti ci riconoscono, ha tra diretti e indiretti oltre 90.000 persone ci lavorano, 68 ospedali, 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno e 2 milioni di accesso al pronto soccorso. Allora, se c'è una mela marcia, ripeto, se c'è una mela marcia è giusto fare pulizia anche nell'interesse sicuramente del cittadino, del paziente e non ultimo di tutti quei lavoratori che si comportano onestamente nel mondo della sanità. Intanto i 2 medici sono ancora regolarmente in servizio nella clinica ostetrica ginecologica dell'azienda ospedaliera, ma possono continuare a svolgere la loro attività solo nell'ambito istituzionale e non più a pagamento all'interno dell'ospedale. Questo quanto deciso dal direttore generale Luciano Flor, che ha deciso lo stop dell'attività privata per il ginecologo Pietro Litta e la dottoressa Alessandra Andriani, responsabile del centro di procreazione medicalmente assistita. In queste ore i 2 medici dovrebbero aver consegnato una relazione scritta, ma i fatti rimangono gravi e Zaia ha chiesto che le verifiche che partiranno da Padova interessino poi tutte le strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate del Veneto.